Bella ragazzi a tutti dal Comendone veneziano ai semifinali dei Mondiali Impossibili Olanda-Nigeria, partita che possiamo assolutamente vincere. Andiamo a vedere per noi ci sarà la divisa di casa, alla Nigeria ho messo le maglie di USA 94, io però starei con la bianca che è veramente stranissima ma bellissima. Schema di gioco. Re Giorgino è morto, la morte di Giorgino. Ok, diciamo che avevamo l'attacco fuori forma, la cosa non mi piace. Vabbè, io direi di andare così intanto. Delict fuori forma del Fry, non lo metto neanche per sbaglio. Andiamo ragazzi, Olanda-Nigeria per la finale di Mondiali Impossibili, la seconda. Per la prima persa contro la Francia con l'Ucraina. La seconda, vediamo se ci arriviamo. Ho visto, mi ha dato un messaggio di un ragazzo che mi ha scritto di usare come squadre le squadre che hanno battuto fuori dai mondiali. Non è una brutta idea, la sto valutando. E altra cosa invece sul fatto di cambiare le anteprime, è che non ce la faccio perché c'ho quella e tengo quella, se no cambiare ogni volta anteprima è tempo in più che purtroppo non ho da spendere per queste cose qua. Ti chiedo perdono vecchio mio ma non ce la faccio. Cosa avrà in serbo il destino per queste due squadre? Siamo qui Vai, si per parte. scoprirlo e per accompagnare i giocatori in questa avventura. Si può tranquillamente vincere. La Nigeria non è più la squadra del 94 appunto, del 96 che ha vinto le Olimpiadi ad Atlanta, in semifinale col Brasile e in finale con l'Argentina. Bisogna vincerle entrambe. Non bisogna dire nient'altro, Luca. Vogliamo la E che coppa. emozioni ci ha riservato questo torneo finora. È un peccato che sia quasi finito. Bravo Dumfries. Virgilio. Dumfries. 4 squadre. Kevinaccio. Stessa fiducia e convinzione di poter giungere fino in fondo. Ma per forza di cose qualcuno dovrà fermarsi. Ah, Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. bravissimo Virgilio. No Virgilio. No Virgilio. Mamma mia, grande portiere. Dai Virgilio. Si invola Virgilio. Ennesima cagata di Virgilio di una partita cominciata malissimo. La appoggia sulla fascia. E trova il compagno. Occhio ragazzi. Prova il cross. Bello intervento difensivo. Prova a velocizzare il gioco. Vai con la Kevin. verticalizzazione. Rud. Attenzione Francuzzo. Francuzzo se ne va. Francuzzo se ne va. Palla d'oro dai piedi. E Francuzzo la messa! Dopo l'infortunio arriva un grandissimo gol di un uomo che ha dei capelli incredibilmente belli. Mamma mia, Van Nistelrooy fa un passaggio che è un po' una ciofeca, ma De Jong ruba palla e si invola verso la gloria eterna. 1-0. L'Olanda vuole il primo mondiale, ragazzi. La regina senza corona vuole portarlo a casa. Provano a ripartire da dietro. Dai Fioi. Solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Vai Dumfries. Così siamo evidentemente Si invola l'Olanda. Kevinaccio. Strootman. Passaggio Bergwijn. per colpire. Bergwijn, che tiro maestoso, palo. Ottimo disimpegno. Palo del Berg, qualcuno non ci vuole in finale, il cupolotto sta rientrando. Sta ricominciando, ma puttana miseria, è il gol della, non dico tranquillità, però la Nigeria non c'è in campo. Riuscita comunque a neutralizzarlo. Blind, Rud. Attenzione Bergwijn. Bergwijn la mette in mezzo, mamma mia. Ma Francuzzo, se lo meritava, attenzione Strootman. Strootman. Sì, devo passare perché Strootman veramente ha una piede che non è propriamente meraviglioso, non è qualcosa di incredibile. Ci mette il fisico. Vai e Blind. conquista il pallone. Vai Bear. Qui può partire il contropiede. Rud. Van Nistelrooy. Vai Depp. Può segnare. Vai Memphis. Fa sportellate con il suo Bravissimo per Kevin. De Jong. marcatore. Prova il tiro. Mamma, bello De Jong, è il mattatore oggi, Francuzzo. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. È il mattatore. Manca solo Rud che fa tantissimo per la squadra, ma sta segnando un po' meno adesso.
Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Combatteremo fino alla morte. Aia, no, al primo tiro. Incredibile, grazie portiere. Grazie Clissen, mamma mia, ci ha salvato il culo anche nei quarti. Che portiere, signori. Con un pallone lungo. Van Nistelrooy. No, Rud. No, questa non ci voleva, dolce Rud. Stiamo attenti che non è finita, siamo solo 1-0 pur dominando. Van Aanholt. Bella azione sulla corsia di sinistra. Lunga. Molto lunga questa. Lancio lungo del portiere. Ok. L'azione con il lancio lungo. Very good. Bellissima. Che Olanda adesso, che Olanda. Strootman per Memphis. Depay riceve in posizione interessante. I cross di Depay sono un po' rivedibili comunque. De Jong. Attenzione al tiro. Non va. Memphis Depay. Fuori gioco. Stiamo giocando bene ma non la stiamo chiudendo. L'estremo difensore la calcia lunga. Stiamo molto attenti. Voglio la finale, la pretendo ormai. Vai Francuzzo. Cercano l'azione veloce. Rud. Van Nistelrooy. Rud. Strootman. Fischio del direttore. Va bene. Calcio di punizione. (43esimo). Tensione altissima, faccio fatica a commentare perché c'è il gol della Nigeria. Che gol. Potrebbe avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Bellissimo gol, onestamente, non posso dire nulla. Peccato, tutto da rifare. Perfetta parità dunque. I continui capovolgimenti Adesso di rabbia. rendono questa gara Vai Memphis. semplicemente fantastica. Niente. Non inventa un cross neanche per sbaglio. Rud subito poteva regalarmi di nuovo il vantaggio. Peccato, ma ci siamo. Peccato per il gol subito, ma la Nigeria è comunque una buona compagine. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Che Un bella. gol per parte, si chiude sull'1-1 al primo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Ok. L'Olanda ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio Bravo, positiva Virgilio. nella metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Prova a scavalcare avversari Occhio. con una palla lunga. Occhio. Dal tiro. Mamma Van Dijk. La difesa riesce a... Cosa mi ha salvato Virgilio? Era gol, era finita. Mamma mia, cosa mi ha salvato Van Dijk. Speriamo sia il segno veramente che l'Olanda possa vincere finalmente sto mondiale. Sulla destra. Brutto errore, ma ragazzi, Van Dijk o Van Dijk, lascio sempre a voi la scelta. La porta in faccia. Ci ha salvato Van Dijk veramente dall'oblio. Vince Bravo il Van fisico Aanholt. e fa su il pallone. Attenzione, bravissimo Blind. Vede Rud. Rud, miracolo, peccato. Un po' sfortunato Rud in sto momento, eh. Salvataggio. Una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno Attenzione di testa qualcuno, purtroppo nessuno. Van Aanholt, prova il missile. De Jong. Niente. Opportunità di ripartire. Didi. Occhio, Scodella in ragazzi. avanti. È libero di creare pericolo. Continua ad andare, palla al piede. Grande intervento, vale come un gol. I uomini sul pallone. non gli ha proprio Niente, dato il non tempo riusciamo. di ragionare.
Dai, bisogna segnare, raga. Grande Rud. E Rud si invola. E la dà a Bergwijn. Vai Ber. Vai Ber. Vai Ber. Come quel Portogallo, Ber. Come quel Portogallo, Ber. No. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per tutti. Si è mosso rapidamente nella preparazione del 1-1, ma ci siamo. per effettuare la conclusione migliore. Ottimo intervento. Ha fisso Van il Dijk che ci ha pericolo salvato ed è riuscito ad veramente. anticipare l'avversario. De Jong, bravissimo per Van Aanholt. Van Aanholt. Van Aanholt. A chi la dà? La interrompe l'azione. Incomprensibile Van Aanholt. Incomprensibile Van Aanholt. Attenzione a Francuzzo. Se ne va. Ottimo dribbling. Non l'ho capito, bravissimo. Sto pensando ancora a Van Dijk però. Blind. Dai che la Nigeria è tutta in avanti. Vai Rud, vai Rud, vai Rud. Colpisce Van di sinistra. Gol micidiale dell'olandese. 2-1. Inspiegabile però la Nigeria tutta in avanti. E De Jong però fa un assist, ragazzi. Mamma mia. E Rud di sinistro, la piazza. Depay veramente inguardabile. Mettiamo Babel. Qua togliamo Blind e mettiamo Van de Beek. Non mi interessa che sia un po' più avanti, però Van de Beek può far tutto È il avanti. momento di inserire forze fresche. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Conducono Però con una aspetta, rete in più aspetta. degli avversari. A chi altro poteva sbloccare il risultato? No, da mediano, però. È davvero l'arma in più di questa squadra. Ecco il centrocampista, vede. Mediano anche no. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un Ti calcio prego, di piede. ammonito, vabbè. Finché è ammonizione mi va anche bene. Attenzione però, perché sta Nigeria non muore, eh. La Nigeria non muore mai, Van Aanholt. Ultimo spiraglio. Non riesce a prenderla. Musa riceve un bel pallone. Virgilio ancora. Insuperabile adesso Virgilio dopo l'inizio un po' difficile. Bergwijn lancia Rud. Lancia Rud per chiuderla. Lancia Rud per chiuderla. Rud vuole chiuderla. La passa in mezzo. Babel no. Conclusione sul fondo. A quella posizione doveva assolutamente andare a Beh, raga, che manca ma lui poco. non c'è riuscito. Voglio la finale. Sicuri in fase di palleggio. Ancora Rud. Scatta verso il pallone. Quando segna Rud poi diventa impossibile da fermare. Cross, beh, non è proprio il suo. Qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Il coro Olanda. In avanti. Vai. Rud. De Jong ancora. Vai De. Per Rud. Ah, questa è un po' una mozzarella, ho sbagliato. La difesa adesso sta Speriamo di non pagarla. Lungo passaggio in avanti. No. Van de Beek è appena entrato, però non può sbagliarmela. Cioè non può andare più lento, dai. anche i difensori per La velocità accompagnare era un la attimo manovra. più alta. Vai Strootman. Strootman si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione 83esimo, siamo vicinissimi ma stiamo calmi. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. No, non ci credo. Fu offside, meno male. Palla in avanti verso il compagno. È fuori gioco per lui. Fuori gioco non di tantissimo, Strootman è morto, Dio Cristo, tutti che si rompono. Sembra doloroso, vediamo se riesce a continuare. A quanto pare prova a restare in campo. Vedremo se rende al 100%. Rud. Babel. Bel Rud. passaggio di ritorno. Rud. Bel tiro ma sul portiere. Penso che sia stato troppo dell'Italia a tentare una conclusione. No, non ci credo, spizzata della vita nigeriana. Cross in arrivo. Buttala via. Mamma mia. Che bravo. Guarda, sono molto fortunati, molto fortunati. Van Nistelrooy. Autore Bravo Rud, la dà Bergwijn. sulla fascia in profondità. Bergwijn la dà a Babel per chiuderla. Vai Babel, chiudi. Madonna, ma che stop.
È finita ormai ragazzi, è finita. Voliamo in finale, seconda finale del mondiale. Rud per la capocannonieri. Rud, palo. Colpisce l'inglese. Incredibile, incredibile. Che sfiga. Oh. La gioca in profondità. De Jong. Ancora Rud. Grande occasione. Niente, peccato. Perde l'occasione di fare un altro gol. C'è un morto in campo. Ma siamo in finale. Hanno raggiunto la finale. Hanno colto l'occasione di una Siamo in finale. Adesso si giocheranno tutto il 90 minuti. Invece Siamo in finale ragazzi, incredibile. Manco male, però peccato Rud. Poteva segnare almeno altri 2 gol. Così importante è il sogno di ogni giocatore. E andiamo contro l'Inghilterra. E ci sarà una maglia speciale, una maglia che sono riuscito a trovare, pazzesca, bellissima. Ma non voglio spoilerare niente. Comunque, Olanda, Inghilterra, Nigeria, Colombia. Raga, la Colombia comunque c'è sempre. Andiamo a vedere classifica. No, schema di gioco magari no. Classifica gol. Rud 6 gol e Sterling 6 gol, quindi sarà la sfida per il capocannoniere. Peccato, Rud poteva andare a 7 o anche a 8. Assistman, Promes 3, Xhaka 3, Iwobi 3 e anche Henderson 3, quindi speriamo in un assist di Promes, cavolo. Se rimanere in forma sarebbe anche meglio. Raga, sotto il comandante veneziano, siamo in finale. Ciao!